La Guardia di Finanza de Tatteri ha scoperto una truffa a danno desi Stati legata su reddito di cittadinanza. Prude che mizza euro piccao scherza andare diritto da 69 persone residenti su boni in Tattari in Logudore in Gaddura. Tottur dinunziaos per declarare usuvrassu proprio di spiccare su reddito di cittadinanza. Sa violazione spertoccana sa mancata residenza in Italia, sa variazione de su reddito a postir desa richiesta de su sussidio, sa informazione frassa supra su nucleo familiare, fa che straballo scherza contratto e peri si stadu de detenzione in carcere. Sa Finanza comunica a esposizioni irregolari a sos uffici or de Simps può poter recuperare su dinare e pro poter bloccare sos contributo orgalo a dare. Sos controllor desa Guardia di Finanza sono in ambito desas attividades programmadas contra s'illegalitade che va che danno a serario e a chi ha bisogno a beru. In ambito del settore edile chi pare andando bene su comparto artesano e venende manco sempre de prusu. Sa relata annuale della Confederazione Nazionale Artesanosa in curu di Antonella Stemperini de su Cresme mostra che in su 2019 in Sardegna sas impresas artesanas fin più de su 73% de tutte sas impresas ediles. Una percentuale meda prusarta de su valore medio nazionale chi vide su 70,5%. In più de cannor de crisi settoriale aggravata desa necessità de tornare a partire a postir desa pandemia che ha favorito las impresas plumanas e strutturadas, sa situazione è mudata meda. A su 31 de Nadale de su 2022 sas impresas artesanas in Sardegna rappresentavano a pezzi su 63,4% de sas impresas ediles, valore inferiore rispetto a su dato medio nazionale de su 60,5%. Soldatos prurechenter dana a biere chi sa situazione, un upacuer mezz'orada, a dispetto de totus os problemas desa ripresa, a postir desa pandemia, e sarduda supra su venidore de su super bonus. Unistaglione mezzana pro sa produzione de sa cariasa, sa verdura, pro sar vinzasa e in plur de sordannos, allevamentos e gamas. Sa necher de su tempur malu chi de una pagliechia de seria carande sa Sardegna che in conseguenza graves pro sa filiera agroalimentare a dolumanno de sos imprenditores che noi schienite vachere. Pro cussu c'è a Sardegna che in su presidente regionale Francesco Erbì, su direttore regionale Alessandro Vacches, esecutivo regionale suo, pedis intervento de sos sindicos e de sas amministraziones comunales prur corfiar de su tempur malu in favore de sas aziendas agricolas che hanno più danno, parandeli su bianco che in cada strumento a disponimento, cominciando a sinzalare a sa regione Sardegna sordanno su bios e deliberando esi stato de calamidade naturale pro sos territorios de competenza. In tre sos settores che hanno più sordannos prur mannos pro su tempur malu, cussu de sor cereale, de sa virtura de staglione, de sa fruttora, de su foraggio, sos ulivarios, sarvinza, sos erbaios che in produzione oramai isperdias, a dolumanno vinzar de sos allevadores che hanno difficultades a accattare mangime. Pro sacer necessarius interventus de sos rappresentantes de sas amministrazioni comunales e de sa politica sarda, pro aiutare sos imprenditores de uno de sos compartos economicos plus importantes e rappresentativos de sa regione. L'hanno presentata in Casteddu, in su Teatro Massimo, sa è 36 edizione di su Calagonone Jazz Festival. A tessere un'edizione che in grandu autores, progetto novos, produziones originale. Da su 26 a su 29 de tribula su programma Tandara Manutenta che in sa casazzo di un territorio chi da esempere stottunu che in sa musica jazz, favorinde a doppios esperienzias turisticas e culturali de primore. E tutto questo grazie a su traballo compartiu desa socio-culturale intermezzo di Giuseppe Giordano, che in sosi sponsor e sos collaboratori storici de su festival, chi cresce oramai anno chin anno. A sa presentazione hanno piccao parte sos rappresentanter de intermezzo, sa sindica dei Durgali Angela Testone, sos rappresentanter de sos assessorao regionale de su turismo e desistruzione pubblica, sa Fondazione de Sardegna e sa col diretti Nugoro Zastra.